Bentrovate amiche e amici di Parliamone, nuova puntata, nuovo ospite. Quest'oggi abbiamo voluto intitolare la nostra trasmissione Siamo tutti figliol prodigo. Vi presento subito il nostro ospite, si chiama Paolo Alvaro Russo. Grazie per essere qui, grazie Paolo, e come sempre al mio fianco c'è Don Salvatore Bucolo. Vogliamo dire chi era nella Bibbia il figlio prodigo? Allora, il figlio prodigo è una figura molto conosciuta del Vangelo di Luca. È la storia di un padre che aveva due figli. Il figlio prodigo è il figlio minore che a un certo punto dice al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Il padre esegue gli ordini, stranamente, e il figlio si prende tutti i suoi beni e poi li sperpera e vive da dissoluto. Vivendo dissoluto rimane poi senza nulla e gli finisce a pascolare ai porci. Chiaramente si trovava in una situazione di grande miseria. A un certo punto dice: «Ma io qui, chi me lo fa fare? Neppure le carubbe mi danno. Tornerò da mio padre perché possa almeno trattarmi come uno dei servi». Lui ritorna, il padre appena torna, lo vede da lontano, cosa fa? Neppure lo lascia parlare, lo abbraccia, lo accoglie, fa uccidere il vitello più grasso, gli mette l'anello al dito, i calzari e fa festa. Quindi il figlio prodigo è un po' la figura di colui o di coloro, ma penso siamo un po' tutti come il titolo di questa trasmissione, che facciamo esperienza di lontananza, di perderci, ma a un certo punto in modo straordinario lui ci ritrova. Bene Paolo, abbiamo voluto ricordare appunto questo episodio narrato dalla Bibbia. Tu ti senti un figlio prodigo? Io penso... In che senso? Non certo come il figliolo raccontato dalla Bibbia, uno sperperone, non mi sembri proprio. Oddio, in realtà penso che tutti quanti a un certo punto della nostra vita, o anche più spesso, più volte nella nostra vita, siamo figliol prodighi appunto. Perché quello che succede è che, essendo umani, da un punto di vista religioso, quindi fortemente cristiano, quale sono io, giustamente va fin da subito detto che Dio ci ha creato con tutta la libertà del mondo, con assoluta libertà, il così chiamato libero arbitrio. E con ciò ne viene che noi abbiamo anche la libertà di sbagliare. Questo gesto d'amore che ha fatto Dio ci porta quindi a vedere situazioni come questa del figlio prodigo, ma non è l'unica. Perché il figlio prodigo in realtà è stato uno degli esempi di come comportarsi. Sì, lui ha sbagliato, ma è inevitabile che sbagliamo tutti. Certo. La differenza è che lui è tornato dal padre. Tu, partiamo un po', riavvolgiamo il nastro. Sei giovanissimo, hai 20 anni, quindi hai attraversato diverse fasi della tua vita, da che eri piccolino, andavi alle elementari, alle scuole medie, superiori, adesso sei all'università. Come si è svolto quest'arco di tempo così breve ma intenso, perché hai attraversato varie fasi? Allora facciamo così, io dirò il momento in cui sono stato figlio prodigo nei confronti un po' di mio padre, e il momento, che comunque tuttora non è che, è il momento in cui sono stato di più figlio prodigo nei confronti di Dio. All'inizio comunque sono nato in una famiglia cristiana, il 20 aprile 2005 e ho passato la mia vita tra asilo ed elementari dalle suore. Sono stato un po' bullizzato, però vabbè, l'importante è che poi nel momento in cui ho passato la mia vita alle medie, ho cominciato a diventare un po' testa calda. Forse che da bullizzato sei diventato anche tu un piccolo bullo? Sì, devo ammettere. Ti sei voluto rifare, diciamo, no? Sì. Che poi è inevitabile, chi viene bullizzato spesso poi reagisce in maniera non consona. Sì, sono stato molto più debole di quelli che ho bullizzato sicuramente in quei momenti, però in quel momento ero molto figlio prodigo nei confronti sia di Dio che di mio padre. Tendevo spesso a non ascoltare, a fare di testa mia, e questo periodo è durato tanto tempo. Vabbè, un po' ribelle. Sì, un po' ribelle. Diciamo, spesso è solamente questione di immaturità, del fatto che ero piccolo, e quindi succede in realtà a moltissimi ragazzi, però voglio dire che un po' di mio c'era, perché i miei fratelli non hanno fatto lo stesso modo. Tu hai 3 fratelli? Io ho 3 fratelli, 2 più grandi e uno più piccolo, e posso dire che
in questo discorso del figlio prodigo mi ritrovo di più con il secondo, che anche lui è stato testa calda come me, a differenza del primo e del quarto. Li saluto. In ogni caso, il momento in cui sono stato più figlio prodigo nei confronti di Dio è stato il liceo. Presente, dopo la cresima, la confessione, a un certo punto ci si comincia ad allontanare da Dio inevitabilmente, se non c'è qualcuno che ti ci riporta in un modo definitivo. Ma può essere che il fatto che tu sei cresciuto in una famiglia cristiana, quindi i tuoi genitori ti portavano in chiesa, la vivevi magari come una imposizione, per cui ti ribellavi un po' anche a questo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Devo dire, mi ritengo veramente fortunato, perché i miei genitori sono stati dei modelli fantastici anche nel momento in cui ero maleducato, tra virgolette, perché me l'hanno imposto sì, ma quando ero piccolo a un certo punto non hanno detto devi per forza farlo. Infatti c'è stato quel momento di ribellione, ma poi il mio tornare è stato volontario ed è stato veramente bello per questo motivo. Spesso incontro ragazzi che credono senza motivo e mi dicono guarda, io credo ma non pratico, credo ma non prego. E che credi a fare? Cioè, non capisco perché credi, giusto? E quindi sotto questo punto di vista mi ritengo anche fortunato. Per questo motivo, per i miei genitori e anche poi per il CGS Life, che è un gruppo che frequento io, non direi di chiesa, crediamo tutti, ma anche se ci appoggiamo a una parrocchia siamo una realtà indipendente. Quello che facciamo è spettacoli, diffondere, evangelizzare il mondo utilizzando il linguaggio dell'arte, esatto, canto, teatro e ballo. Grazie a questa cosa all'inizio mi sono approcciato per motivi di amicizia, ovviamente, poi mi è piaciuto ballare e cantare. Ora onestamente, per quanto continui a piacermi, resto per Dio. Bene, Paolo è stato molto sintetico, insomma ci ha raccontato molte fasi della sua vita proprio in pochissimi minuti. Ecco, cosa possiamo già dire su questa esperienza? È un'esperienza tutto sommato che moltissimi ragazzi fanno, cioè da bambini magari vanno in chiesa perché portati dai genitori, poi la fase cruciale è proprio quella del liceo, dove ci sono tanti altri interessi, magari primi amori, insomma non sempre poi si continua ad andare in chiesa, però poi c'è questa riscoperta. Una cosa che lui diceva e sottolineava è il fatto che non è il problema il fatto di allontanarsi, di perdersi, di fare esperienza del figlio prodigo, perché un po' lo facciamo tutti, quindi è una cosa normalissima. È normale che un ragazzo crescendo nella sua età mette in dubbio tutto, mette in dubbio la fede, mette in dubbio i valori che magari anche la famiglia ha dato. È normale, è un momento che tutti abbiamo passato. La cosa bella è che dinanzi a questo momento di smarrimento poi per vie provvidenziali, e ci tengo a precisare per vie provvidenziali perché il Signore si serve di vie che sicuramente Paolo non si aspettava, un fuori programma, il Signore lo ha acciuffato, il Signore lo ha preso, il Signore l'ha condotto dove lui non pensava mai di poter andare. Questa cosa qui lo ha preso, lo ha toccato, lo ha stupito così tanto che lo ha portato alla conversione, che è lo stesso stupore del figlio prodigo. Cioè io penso la conversione non è un fatto di decisione nostra perché a un certo punto decidiamo di cambiare rotta, ma è un fatto di un Dio che mi prende, mi sorprende, mi tocca, mi commuove, mi muove a qualcosa di grande e poi mi lascio condurre dove lui desidera. Quindi questa è, a mio giudizio, la cosa bella che vedo in Paolo, ma vedo anche in tanti ragazzi. Questo significa, e faccio un appello a tanti genitori che magari vedono il figlio che magari è un po' perso, un po' così, preso dai suoi progetti e soprattutto dalle sue lotte. Attenzione, non è detto che è negativo, anzi questa messa in crisi può essere sicuramente preparatoria alla riscoperta di qualcosa importante e grande, cui ad esempio Paolo ne è un esempio concreto, ognuno chiaramente con la sua storia.
A me sorprende che Paolo riesca a leggere così, con questa lucidità, la sua vita, cioè riesce a, come dire, a capire che c'è stato un momento in cui eri bullizzato, poi lo sei diventato un po' tu, il bullo della classe, poi però hai capito attraverso delle esperienze che era sbagliata la prima fase ma anche la seconda. Ecco, hai avuto degli amici che ti hanno aiutato in questo? Assolutamente sì. Assolutamente sì. La discussione è che nella mia vita una fortuna l'ho avuta, cioè è stato che sono stato sempre volto a migliorare me stesso. Quindi sì, sono stato a tratti bullo, ma ero bullo per non venire bullizzato. Quindi era Nel momento, certo, era una reazione, diciamo. Nel momento in cui sono stato poi bullizzato, all'inizio, devo ammettere, mi sono anche vendicato in realtà. E sono arrivato a un punto in cui ricordo di averla vissuta come fosse un periodo veramente buio. Non sono stato un bravo ragazzo in quel periodo, anzi, mi comportavo veramente male, sia nei confronti dei miei amici, nei confronti delle ragazze soprattutto, essendo io comunque sia un po' carino. Ammette di essere carino, quindi. Non lo so, un po', ho detto troppo. Un po' carino. Quindi quello che è successo è che tendenzialmente... Facevi strage di cuori, va. No, vabbè, strage. Fatto sta che lo vedo come un periodo buio. L'errore più grande che stavo facendo, che fortunatamente non ho fatto, è stato lo stesso che poi ha fatto Giuda. Cioè all'inizio pensavo, no, merito di essere perdonato. E infatti c'è stato un periodo in cui mi sentivo veramente sbagliato. Sbagliato come persona e non... Questi periodi i genitori tendenzialmente fanno fatica a vederli. Perché sono i periodi in cui poi non si parla più con i genitori, ci si sente soli al mondo. In realtà no, in realtà tutti li proviamo e più passa il tempo più me ne accorgo. Ma il modo per superarli non è stato quello di chiudermi in me stesso. Io mi ricordo di una volta in cui sono uscito la mattina. Questo qua è uno dei momenti miei core. Praticamente sono uscito la mattina all'alba per andare a scuola. Ero uscito però molto prima, un'ora prima dell'autobus. Allora mi sono messo a fare una passeggiata con l'alba, vedevo il cielo tutto quanto nella golden hour, no? Il cielo giallo, e ragionavo, ma perché sto male? Perché sto male? A un certo punto io penso che spesso Dio ti parli quasi come se ti suggerisce le cose. E quella mattina, appena sono salito sull'autobus, ho capito, io mi sento vuoto perché non mi sto svuotando dell'amore che provo dentro, perché sono proiettato verso me stesso. E invece no, per sentirmi pieno devo amare gli altri. Non posso starmene a guardare, non posso essere egoista. Ed è poi quello che succede nella vita del cristiano nella maggior parte dei peccati. Tipo per esempio, parlo per i maschietti, uno dei peccati che si fanno più facilmente è quello della masturbazione. Non parliamone come fosse un tabù, perché succede a tutti quanti. Succede e nel momento successivo ti senti vuoto. Non c'è niente da fare. E perché ti senti vuoto? Perché è un gesto che stai rivolgendo nei tuoi confronti. Oppure stai sui social, ci stai 2 ore. Nonostante i social a livello scientifico rilasciano un sacco di dopamina, subito dopo ti senti vuoto. Perché non stai amando. È un atto in cui è proprio vuoto di amore. E invece ci sono altre esperienze che teoricamente dovrebbero essere stancanti, distruttive. Tipo, avantieri siamo stati in un carcere di Palermo con il gruppo, col CGS, stancantissima la giornata. 3 ore di macchina andata e ritorno, e stare tutto il giorno a contatto con detenuti in un ambiente che è pressante, che ti porta a essere triste. Ho visto carcerati che avevano tutte le quante le braccia tagliate, ho sentito storie che mi hanno fatto ribrividire. Eppure sono tornato a casa, non potevo essere più felice. Sono tornato a casa, non volevo neanche andare a dormire. Sono subito uscito con i ragazzi con cui ero stato per tutto il giorno. E questo è il fatto, è che nel momento in cui ti chiudi in te stesso non riuscirai mai, e dico mai, a essere felice. E poi con me questa cosa, la coincidenza è stata che l'ho trovata in Dio. Ora, io penso che si possa trovare in Dio, ma a prescindere preferirei che tutti ci amassimo un po' di più.
Grazie Paolo, ci fermiamo qualche istante, ti ho ascoltato veramente con il fiato sospeso perché è veramente avvincente tutto quello che dici, ci fermiamo per qualche istante e poi ricominciamo a parlare con Paolo della sua vita, continueremo anche a riflettere assieme a Don Bucolo. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando con Paolo Alvaro Russo, ci sta raccontando la sua storia, un ragazzo di appena 20 anni che ha vissuto intensamente le varie fasi della sua vita sino a quella attuale. Siamo tutti figlio prodigo perché tutti in un modo o nell'altro commettiamo degli errori, poi torniamo indietro e Paolo ci sta raccontando anche di come lui è tornato sui suoi passi in certi casi e come ha anche scoperto la fede. Ci ha detto che il periodo più buio della sua vita è stato quello quando invece si è chiuso in se stesso e tra virgolette ha vissuto una fase di egoismo, chiamiamolo così, con parole semplici. Ma prima di continuare a parlare con Paolo vorrei mostrarvi questo video. Senti perso, hai preso scelte sbagliate e non sai se puoi e come ricominciare? No, come torno a casa? Oh, hai visto che si trova sempre una strada per tornare a casa? Paolo, la tua strada per tornare a casa qual è stata? Il CGS Life? Poi diciamo, spieghiamolo cos'è. Sì, effettivamente non l'ho detto. Esatto. Significa Cinecircolo Giovanile Salesiano, perché nasce originariamente come appunto cinecircolo, cioè ci si riuniva e si guardava film. Poi il CGS Life si è specializzato nel teatro. Quindi tu musica. appunto frequenti questo gruppo, portate, e infatti tu ci stavi spiegando l'esperienza che hai vissuto al carcere Uccerdone dove vi siete esibiti uno spettacolo e quindi il rapporto con questi detenuti ti ha riempito tantissimo, tu dicevi avevo sperimentato cosa significava chiudersi in se stesso e essere egoisti e invece aprirsi agli altri hai sperimentato una forza di vita molto diversa. Sì, esattamente. Il mio percorso non la voglio chiamare redenzione, perché ancora sono pieno di difetti e ancora ho tutta la vita per migliorare e non arriverò mai. Però il mio percorso di redenzione è stato perché per anni ho avuto questo dubbio, dici ma Dio esiste? Boh. E quindi pregavo, la preghiera che facevo era Dio ti prego esisti. No, questo è bello, Dio ti prego esisti. Dio ti prego esisti. Speravo esistesse perché avrebbe dato un senso. Un giorno stavamo facendo uno spettacolo sempre col CGS, eravamo a Via Grande e a un certo punto si stacca la luce. Io avevo delle parti, comunque sia, fatto sta, mi sono preoccupato veramente, veramente tanto. E allora ci siamo messi a fare una pratica che si fa sempre a CGS quando ci sono queste cose. Si fa un rosario. Allora facciamo sto rosario, l'ultima Ave Maria. Facciamo sto rosario e io questo rosario invece di pregare dicendo Dio ti prego esisti, dico senti Dio facciamo che esisti, però aiutami ti prego, aiutami. Nel momento in cui facciamo sto rosario, la 50ª Ave Maria, che ormai è tipico, succede il miracolo, boom, le luci si riaccendono alla 50ª, non si capisce come. Fatto sta che quel giorno ho detto, senti, facciamo che mi fido, non voglio più stare lontano da te. Ed effettivamente è così. Ed effettivamente Dio un passo lo devi fare tu. Lui ha la mano, come c'è quell'affresco nella cappella di Michelangelo, c'è Dio con la mano totalmente estesa. Quello che deve fare il passetto è alla fine sempre l'uomo. Il mio passetto è stato questo qua. Poi da quel momento è stato semplicemente riguardare me stesso e uccidermi ogni volta. Uccidere l'egoismo che c'è in me, uccidere il narcisismo, che è difficile, perché bisogna rinunciare a se stessi. Però rinunciando a se stessi trovi quella che è la vera felicità, che secondo me è in Dio.
Certo, rinunciare a se stessi, a quelle parti negative, diciamo, di noi stessi. Mi piace l'approccio di Paolo, questo approccio diretto con Dio, parlava con Dio, Dio ti prego esisti. Sì, ma... Mi dicevi così? Sì, vabbè, è perché da sempre una cosa mi hanno insegnato bellissimo i miei genitori, cioè che se preghi e devi dire le poesie, non pregare, perché stai dicendo poesie. Piuttosto, infatti, stento, cioè prego, sì, con Padre Nostro e Maria è quello che è, ma tendenzialmente le preghiere che faccio sono discussioni con Dio. Quando mi affido a Dio, non gli dico Padre Nostro che sei nei cieli, gli dico, senti, io mi fido di te, mi affido a te, fai di me quel che vuoi. E poi lui lavora, fa quello che vuole. No, mi stupisce perché in fondo quando Paolo ci sta condividendo è tutta la Sacra Scrittura è piena di storie di uomini, di donne, di personaggi, ma anche del popolo di Israele che in un momento di buio, in momenti di buio, in momenti di crisi, in momenti di grande sconforto, si rivolgono a tu per tu con Dio e dicono Dio, ma dove sei? Ma com'è finita? Perché attenzione, noi pensiamo a volte la preghiera come un momento di serenità, di pace, in cui, come diceva Paolo, dico le preghierine, dico un po' come sorta di poesie. In realtà la preghiera per antonomasia è il grido, il gridare a Dio il proprio dolore, la propria angoscia, il proprio smarrimento, le proprie paure. Ed è emblematico il grido di Giobbe, cioè proprio il libro di quest'uomo che è fortemente provato, uno che è proprio uomo sfigato, l'ha avuto uno dopo l'altra, a un certo punto si è arrabbiato con Dio, ha gridato a Dio e Dio incredibilmente gli risponde. Quindi in fondo la storia di Paolo è una storia che è presente nella Sacra Scrittura, magari lui ora si stupisce, ah wow, allora non è solo mia, non è una mia cosa, però è molto presente nella Sacra Scrittura e questa sua consapevolezza diventa molto importante. Poi è vero, come lui dice, questa lotta fra Dio e io. Attenzione, giustamente non è che Dio vuole che neghiamo la nostra persona, neghiamo la nostra bellezza, neghiamo i nostri carismi, neghiamo i nostri talenti. Dio desidera il nostro bene, cioè tutto ciò che sfigura il nostro volto, sfigura la nostra bellezza, sfigura quello che siamo, Dio ne è nemico. Quindi alla fine qua vediamo come Paolo, ritrovando Dio, ha ritrovato il suo vero io e ha lasciato quell'io che lo stava rendendo schiavo, lo stava rendendo inutile, lo stava rendendo buio e si vede ora anche dal volto ed è bello che dice io non ho risolto i miei problemi, sono peccatore, mi trovo a lottare, però so che in questo momento in me abita una luce ed è quella luce che recentemente ha sperimentato in carcere a Lucerardona a fare questo musical, a vedere come lui diventa luce perché vede luce negli altri e vede la presenza di Dio. Sì, mi sorprende anche il fatto che Paolo abbia questa chiarezza della sua vita, riesca a leggere così bene la sua vita, giovanissimo. A proposito, tu a 20 anni stai andando all'università, ma a 18 mi raccontavi hai creato una start-up, quindi in un certo senso già anche lavori, no? Sì, devo essere onesto, abbiamo creato una start-up che comunque sia al giorno d'oggi è il 30% della mia vita più o meno, tra le altre cose, anche 50 in realtà. Non ne ho voluto parlare perché non è mia intenzione parlare del mio percorso, perché ognuno ha il proprio percorso e il mio interesse era quello di spingere le persone a capire che qualunque sia la tua storia, qualunque sia il tuo percorso hai possibilità. Ora io dovrei parlare dal basso, non parlo dall'alto perché oggettivamente la mia vita è stata facile. La mia vita è stata incredibilmente facile, forse perché c'era Dio, non lo so. Ma io voglio rivolgermi invece ai ragazzi ragazzi e anche agli adulti, persone anche più grandi che hanno difficoltà nella vita, perché loro hanno un vantaggio ancora migliore nel cercare Dio, perché è là, e soprattutto nel dolore che Dio dà serenità. In generale comunque la nostra azienda mi ha aiutato, la difficoltà spesso quando ci si interfaccia con questo mondo dell'imprenditoria è l'essere umani,
è difficile essere umani perché spesso si ragiona sui numeri, spesso si ragiona sul guadagno, invece penso bisognerebbe ragionare di più sul miglioramento che stai portando alla società. Perché sì, è giusto, comunque sia, siamo in un paese, in un mondo capitalista, è giusto però che ci ricordiamo anche che alla base siamo umani e non produttori di soldi. Tu dici avere anche l'etica del lavoro. Etica del lavoro e anche concentrarsi molte volte mettere da parte a livello estremo il guadagno e mettere quella piccola percentuale che può essere una questione di qualità, una questione di umanità. Se devo offrirti un servizio che devo guadagnare €1 in più, ma al cittadino poi non piace, allora preferisco guadagnare €1 in meno, ma a questo punto do un servizio migliore alle persone. E ho migliorato la società, oltre a migliorare il mio portafoglio. Don Bucolo. Mi stupisce per sentire un ragazzo di 20 anni come nel suo modo di parlare, e mi sconvolge perché l'esperienza di Dio lo porta ad avere una visione del lavoro, della società, delle relazioni, della produzione in modo nuovo. Lui poco fa, dietro le quinte, lo rivelo, mi diceva: io non sono qui a parlare di me, io sono qui a parlare di Dio, di ciò che Dio ha compiuto nella mia vita. E questo è molto bello, no? Perché smonta a volte quel mondo che a volte pensiamo che i giovani sono tutti presi da se stessi, e invece esistono giovani, e qui ne abbiamo uno presente, che proprio toccato pienamente da Dio, sente forte nella sua missione, anche in ambito lavorativo, che sempre non c'entra niente, come Dio fa nuove tutte le cose e rende nuovo anche la sua persona. E allora Paolo, con l'aiuto di Dio, quali sono i tuoi progetti? Finire l'università, immagino. Sì, finire l'università in generale è quella di essere un fiero seguace di Dio e fare della mia vita una vita come quella di Gesù. Ovviamente io ho la mia vita, io avrò il mio lavoro, ognuno avrà il proprio lavoro, ma se tutti ci impegnassimo a seguire quelle specifiche morali, quei specifici insegnamenti, non ci sarebbero guerre, sarebbe tutto incredibilmente migliore. Grazie Paolo, io non mi sento di aggiungere proprio nulla alle sue parole. Don Bucolo, tu vuoi aggiungere qualcosa, ma credo che Paolo abbia veramente ci ha lasciato senza parole. Senza parole, e lo E ringrazio. allora grazie Paolo, grazie Don Bucolo, Grazie a voi. e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.